Regista e autore agrigentino Michele Guardì racconta e si racconta tra impegni e prospettive. L'intervista speciale per il videogiornale di Gloria Scafè. Lei, tra l'altro, chiedendo questo cambiamento di posto, in pratica ha dato il senso alla mobilità, cioè non ne sono posti fissi. È un primo, capito? Da circa 40 anni alla RAI Radio Televisione Italiana una fetta della regia è nelle mani di Michele Guardì. L'autore e regista televisivo originario di Agrigento, nota voce dei Fatti Vostri, il programma contenitore del mezzogiorno di Rai 2, ha parlato di sé raccontando come nasce la sua passione per la televisione. Intanto diciamo che io sono cittadino onorario di Agrigento e quindi agrigentino, però nasco a Casteltermine, se no i miei compaesani dicono ma come, si è scordato paesi. Come nasce la mia passione? Io ho sempre amato il mezzo della trasmissione delle immagini a distanza e quando si diceva che sarebbe arrivata la televisione, dico sarebbe arrivata perché non c'era ancora, io impazzivo per questa idea, il fatto che ci fosse qualcuno lontano e che io a casa mia potessi vederlo mi faceva impazzire, parlo di cose da bambino, tanto che guardavo il riquadro della radio sulla quale c'erano segnate tutte le lunghezze d'onda e dicevo tu pensa quando qui si vedrà la faccia di qualcuno e sognavo che quel pezzetto di vetro potesse diventare un qualcosa con delle immagini in movimento. Quando arrivò a Casteltermini il primo televisore, l'aveva il signor San Filippo che vendeva i televisori, io lo vidi, diventai matto. E ancora Cammarata, il Monte Cammarata non trasmetteva, quindi non si vedevano le immagini. Vedere questo televisore acceso con dei pallini grigi e pallini neri e pallini bianchi che si muovevano, che era questa la prima immagine che si vedeva su quei televisori, mi fece perdere la testa, ho detto io là voglio andare a finire e lì sono andato a finire. E infatti è finito in Casa Rai, circa dagli anni 70 che lei appunto è qui in Rai. Nel 1990 idea il contenitore del mezzogiorno di Rai 2, I Fatti Vostri. Poi dà vita allo spettacolo, allo show serale Scommettiamo che, e lì interviene con La Voce Fuori Campo. Ecco, nella sua modalità lavorativa questa è una delle sue caratteristiche, questa voce fuori campo. Perché? È una semplificazione. La voce fuori campo nasce credo nel 90, quando con le prime puntate di Fatti Vostri, per comunicare, che erano quindi le prime puntate che facevo da regista. Perché il regista possa comunicare con il conduttore, deve dire in bassa frequenza, in cuffia, all'assistente di studio, fagli un cartellino e gli dici se gentilmente si sposta tutto da un'altra parte perché nel frattempo bisogna sistemare dei microfoni o qualche altra cosa. Una volta io, premendo il pulsante che si usa per comunicare, ma parlo di comunicazione di servizio durante le prove, che si usa dalla regia, dissi a Frizzi qualcosa. La voce rientrava male, era soltanto un eco, una cosa fastidiosa. Allora Frizzi mi disse scusa, ma perché non comunichiamo direttamente così? Io mi sono ricordato che quando eravamo a Casteltermini il modo per organizzare le feste era quello di fare un comitato organizzatore. A capo di questo comitato organizzatore solitamente ci stavo io e dai tromboni che c'erano in municipio si comunicava il comitato ha bisogno di 10 persone che si occupino per esempio dell'accesso allo stadio del pubblico. E allora pensai, facciamo un comitato organizzatore pure qua. Quindi il comitato era un escamotage per poter in maniera anonima comunicare con Frizzi. E tuttora quando io parlo con i conduttori dico signor Magalli, dicevo signor Frizzi, perché è un'entità astratta. Tuttora in quel ruolo lì io mi sento un'entità astratta che parla di organizzazione e spersonalizzo il rapporto con il conduttore.
Sì. E questa voce è conosciuta, è nota, rimane tale per il pubblico italiano, una voce inconfondibile. Ma perché io non ho mai pensato di contraffare la voce. Quando inizialmente qualcuno dice ma si sente che sei siciliano, dicevo guarda che scoperta, ma perché quando i romani parlano e si sente che è romano e i milanesi fanno sentire e la porti un bacione a Firenze in toscano, perché no, io sono questo, questo sono, chi mi vuole sono così, se no non ci sono, ci sono. Nel 2012 è alla regia del premio letterario La Giara. La serata di premiazione ha avuto come cornice la Valle dei Templi di Agrigento e noi ci siamo incontrati in quei giorni proprio per parlare appunto della premiazione e lei ha paragonato Agrigento ad una vecchia zia che è piena di acciacchi ma altrettanto piena di monili, e così con questa metafora lei ha espresso il suo affetto per la sua terra. Ma diciamo che, come prima ho tenuto a dire, nasco a Casteltermini, Agrigento è la città che poi mi ha onorato del titolo di cittadino onorario. Adesso devo dire che Agrigento è la città che mi ha consentito di sperimentare in maniera professionale quasi la mia attitudine a fare spettacolo. Ho iniziato facendo il presentatore di spettacoli per studenti e poi con il Punicipio, con Pippo Flora, che è la persona che mi ha aperto le porte della città di Agrigento, accogliendomi a casa sua con il fratello Nello. Io devo alla città di Agrigento aver potuto realizzare in maniera concreta le idee che poi più o meno continuo a realizzare in televisione a Roma. Quindi Agrigento per me è l'entità che mi ha abbracciato, che mi ha coccolato, che mi ha carezzato e mi ha detto va bene, vai avanti. E questo io non lo dimentico. Io sono uno che cerca di dimenticare i torti che mi sono stati fatti, qualche volta mi sono stati fatti nella vita, perché tanto ricordandoli ci soffro soltanto. Mentre tendo a ricordare sempre le cose buone che mi sono state fatte, e anche quelle, devo dire, sono state tante, e io sono grato alla vita e agli amici per quello che mi hanno dato e per quel poco che mi è possibile, almeno sul piano della gratitudine e della pacca sulla spalla, cerco di ricambiare. In cantiere pensa di portare qualcosa ad Agrigento, qualche opera teatrale? Ma io adesso ho finito di scrivere una commedia molto importante, molto seria, devo dire che mi è venuta molto bene, è proprio una commedia e naturalmente avendo in qualche maniera Agrigento come scena di fondo penso di debuttare ad Agrigento, non so quando perché la televisione mi assorbe quotidianamente. Ho finito di scrivere il primo romanzo e anche quello, appena avrò tempo di rileggerlo, di organizzarlo, di cambiare qualche nome e di cambiare qualche titolo, penso che tra gennaio e febbraio dovrei pure uscire, e tanto per non farmi mancare nulla ho cominciato a scrivere anche il secondo, sempre con connotazioni e storie che hanno a che fare con la nostra terra. Io ci tengo tanto. Nel primo romanzo racconto cose anche legate al mio paese, delle quali si è persa memoria, ma che per esempio il passaggio di Nino Bixio nel 60 che passò da Casteltermine con un piccolo aneddoto che poi racconto, e tante altre piccole cose. Ho tanta carne al fuoco, però io finché le cose non sono o in televisione o in teatro o in libreria, dico al momento quello che faccio sono le cose che vedete. Pensando agli albori appunto della TV italiana, ha qualche rimpianto se fa un confronto col presente? No, io sono intanto uno studioso della televisione e spessissimo vado la sera su internet per andare a rivedere pezzetti del Musichiere o pezzetti del Mulino del Po, che sono lo sceneggiato dell'epoca, quando era ancora in bianco e nero la televisione, eccetera. La televisione è uno dei momenti della vita nostra. Conseguentemente
segue l'evolversi in meglio o in peggio della vita. Quando si dice però prima era tutta un'altra cosa, era tutto molto meglio, prima era prima, dopo è dopo. E evidentemente se negli anni 50 la vita aveva una certa semplicità di rappresentazione, la televisione raccontava quella lì. Oggi le cose sono diverse. Io non mi stupisco, non mi addoloro, non ho il complesso del reduce, non ho il complesso di quello che dice però una volta. Perché se uno dice però una volta c'erano le crociate, una volta c'erano le guerre fratricide nelle quali ci si scannava tagliandosi la gola. Lei prima parlava del 1200 perché si è lasciato scappare. Stavo rileggendo l'altro giorno i Vespri siciliani di Natoli e ricordano quei Vespri siciliani quando nel 1285-90 i siciliani, ribellandosi a 17-18 anni di autentiche angherie dei francesi, andavano in giro quando era scoppiata la rivolta, i Vespri, perché era l'ora del Vespro, suonavano le campane, chiamavano i sospetti di essere francesi e dicevano dillo Cicero. I francesi, si sa, non conoscono la C, dicono S. Quelli dicevano Cicero e quelli dicevano Cicero, za, e gli tagliavano la gola. Una volta c'erano anche queste belle cose. Poi questa Cicero za fu ripresa nel 1945, quando ci furono in Sicilia i separatisti che come loro inno adottarono un pezzo un'aria di un'opera e cantavano per la Sicilia intrepida io pugnerò da forte contro lo straniero libero Cicero za, Cicero za, Cicero za, za, za. Voleva dire noi taglieremo le gole. E questa era la nostra storia di una volta, si tagliava la gola, quindi io dell'antico non ho rimpianto, ho soltanto conoscenza, me la studio, me la guardo e dico tutto giusto, ma è tutto giusto per ogni anno che noi viviamo, per ogni epoca che noi viviamo. Conseguentemente, torniamo a noi, anche la televisione si rappresenta e rappresenta la vita che viviamo quotidianamente. La televisione sì, e per quanto riguarda invece internet, l'avvento di internet che in qualche modo in alcune circostanze sembra scalzare la televisione. Disse una volta a me un mio amico, il professore Zichichi, la lama affilata può essere o il coltello e il pugnale di un assassino o il bisturi che un geniale chirurgo usa per salvare una vita umana. Degli strumenti dipende sempre l'uso che se ne fa. Internet può essere una lama e può essere un coltello o un pugnale, oppure può essere il bisturi affilato di un raffinato chirurgo che salva la vita di qualcuno. Io devo dire che internet mi ha risolto tantissimi problemi, ma sono sicuro che senza internet sarei vissuto ugualmente bene. Bene Michele, oggi abbiamo avuto il piacere di conoscerla un po' di più, ecco, un po' di più. A questo punto le chiedo di salutare Agrigento e di mandare un saluto giù a casa. Ma la solita cosa che dico quando si avvicinano le vacanze, dico arrivederci a tutti, perché poi quando finisce l'annata di lavoro, diciamo la stagione, la mia migliore vacanza è quella tra Agrigento e Casteltermini. Quindi cosa dire? Arrivederci a presto e il piacere di sentire ancora gli odori, i sapori, i gusti, le sciarre, tutto quello che ci fa noi siciliani. Noi quelli siamo e dobbiamo essere orgogliosi di esserlo. Ciao.